Finalmente oggi si riaprono le porte della sala teatro Luigi Pirandello nel Cerchio del Caos. Sono iniziati i lavori grazie a un intervento della Regione Siciliana assessorato ai beni culturali. Sì, come abbiamo detto l'ultima volta, ci rivediamo dopo qualche giorno, ma ribadiamo che è stato l'assessore, a quei tempi era anche il presidente, dottore Musumeci, che ha ideato la possibilità di investire in Sicilia sui teatri, le sale teatro abbandonate. In che senso? Che magari erano ormai desuete anche dal punto di vista tecnologico e soprattutto. Infatti anche qui avremo i pannelli solari per cercare di approvvigionare la sala teatro e tutto quello che ci sta attorno, quindi anche i servizi per gli attori, il ristorante, insomma una serie di cose che in questa piazza ci volevano. Oggi è un giorno fortunato, il 7/8/2025. Questi numeri bisognerebbe giocarli sulla ruota del sindaco, perché il sindaco di Agrigento in occasione, già stamattina lo abbiamo chiamato per telefono, gli abbiamo comunicato che alle ore 7 erano iniziati i lavori da qualche secondo, perché sono stati puntualissimi e devo dire che quindi è una fortuna anche per Pirandello, perché ora sono andati alcuni turisti di Torino, erano 20 persone, hanno messo proprio piede in questo caffè letterario per apprendere notizie sulla casa natale e su tante altre cose che riguardano Pirandello, la sua vita, la sua storia, la parola cavusu, perché non è che tutti vengono preparati, però bisogna essere pirandellisti, cioè coloro che in fondo cercano la verità, e la verità è difficile da trovare perché la verità ha tanti aspetti, diceva Pirandello. Loro stessi si sono dichiarati: siamo qui venuti ad Agrigento, siamo 6 e in cerca di autore. È stato bellissimo e come sempre è bellissimo gli incontri, sono bellissimi questi incontri con persone di fuori. C'è già una proposta progettuale, immagino, per il futuro. Voi avete anche partecipato a un bando di Agrigento 2025. Sì, in questi giorni lo abbiamo consegnato, scadeva il giorno 4 a mezzogiorno, noi l'abbiamo consegnato poco prima, quindi siamo sicuramente dal punto di vista temporale, dobbiamo solo chiarire, ma non c'è bisogno perché sia i tecnici che i dirigenti non sono da meno sicuramente, perché basta essere laureati come loro sono in diritto amministrativo, sanno benissimo che il nostro non è un'associazione, ma è un ente sovracomunale e gli enti sovracomunali non possono essere iscritti al RUNDUS. Il RUNDUS è il registro nazionale unico degli enti che fanno terzo settore. Ma noi non siamo terzo settore, gli enti pubblici non possono essere terzo settore, per cui saremo sicuramente ammessi, sarà qualche altro problema la eventuale non ammissione, noi ci speriamo, la quota è minima, 15.000 euro, però è sempre qualcosa che può allietare per esempio per i turisti giovani, compresi gli studenti da settembre fino a dicembre, con i dirigenti scolastici che già telefonano e prenotano tramite che cosa? La nostra rete è grossissima ed è fondata sulla collaborazione dei provveditorati e del Ministero di tutta Italia. I provveditorati, i cosiddetti oggi si chiamano USR, che collaborano col Parco Letterario con stipula per iscritto e quindi sicuramente manderanno presso i nostri attori, presso i nostri viaggi sentimentali, manderanno tantissime persone di fuori.